Vogliamo rivolgerci alla parola del Signore? Apriamo la Bibbia nella prima epistola di Giovanni, non il Vangelo, ma la prima epistola di Giovanni. Leggeremo il capitolo 3, dal primo verso fino al verso 10, quindi non il Vangelo scritto da Giovanni, ma la sua epistola scritta per la Chiesa universale. Non è indirizzata ad una Chiesa specifica, ma è indirizzata a tutte le Chiese. Prima Giovanni capitolo 3, dal primo verso fino al verso 10. A Dio sia la lode e la gloria, Dio benedica la sua parola, amen, al nostro cuore. Vedete quale amore ci ha dato il Padre, quello di essere chiamati figli di Dio, e tali siamo. Per questo non ci conosce il mondo, perché non ha conosciuto Lui. Diletti, ora siamo figli di Dio, e non è ancora stato manifestato quel che saremo. Sappiamo che quando Egli sarà manifestato saremo simili a Lui, perché lo vedremo come Egli è. E chiunque ha questa speranza in Lui si purifica, come Egli è puro. Chi commette il peccato commette una violazione della legge, e il peccato è la violazione della legge. E voi sapete che Egli è stato manifestato per togliere i peccati, e in Lui non c'è peccato. Chiunque dimora in Lui non pecca. Chiunque pecca non l'ha visto né conosciuto. Figliuoli, nessuno vi seduca. Chi opera la giustizia è giusto, come Egli è giusto. Chi commette il peccato è dal diavolo, perché il diavolo pecca dal principio. Per questo il Figlio di Dio è stato manifestato, per distruggere le opere del diavolo. Chiunque è nato da Dio non commette peccato, perché il suo seme dimora in lui e non può peccare perché è nato da Dio. Da questo si distinguono i figli di Dio dai figli del diavolo. Chiunque non opera la giustizia non è da Dio, e così pure chi non ama suo fratello. Amen. Amen. Vogliate accomodarvi? Gloria al Signore. Figli di Dio. Noi siamo figli di Dio. Alleluia. E Giovanni, scrivendo questa bellissima lettera alla Chiesa, fa notare come essere figli di Dio è qualcosa di tangibile, non di astratto. Vedete quale amore ci ha dato il Padre. Vedete, vi rendete conto? È qualcosa di visibile. Dio ci ha tanto amati che ci fa chiamare e ci chiama figli suoi. Noi siamo figli di Dio e tali siamo. Amen? Ci rassicura, vero? Mi consola, mi conforta e dico grazie Signore, perché sono figlio del Re dei Re. Alleluia, siamo figli dell'autorità suprema. Non c'è nessuno superiore a Dio e noi siamo figli suoi. Amen? Quindi non ti abbattere, sei prezioso. Amen? Sei preziosa, gloria a Dio, siamo preziosi. Quella di essere figli di Dio è proprio una delle verità più consolanti che troviamo nel Nuovo Testamento. È il rapporto paterno che si stabilisce tra Dio e i credenti. Noi possiamo chiamare Dio Padre. Così come Gesù si rivolgeva al Padre suo,
con diritto, Padre mio. Così anche noi, con diritto, in virtù di Cristo Gesù, possiamo rivolgerci a Dio chiamandolo Padre. Padre, Padre mio. Quando preghi nella tua intimità con Dio, chiamalo pure Padre, Padre mio. Alleluia. Essere figlio di Dio per mezzo di Cristo è tra gli onori e i privilegi più alti della nostra salvezza. Siete d'accordo? Amen. Siamo onorati da sapere dentro di noi, dall'avere questa certezza, sono un figlio di Dio. Alleluia. Essere figlio di Dio è la base della nostra fede nel Signore. È la nostra speranza di gloria anche per il futuro. Come suoi figli siamo eredi di Dio e coeredi insieme a Cristo Gesù. Amen. Che bella eredità. Il cielo, gloria a Dio, non c'è cosa più bella per me, è cosa più preziosa. Il cielo, il regno di Dio. Alleluia. Gloria a te, Signore. Il Signore vuole che siamo sempre di più consapevoli di questa gloriosa realtà. Il Signore desidera che tu ed io ci rendiamo conto sempre di più di questa realtà. Lui ci ha fatti figli suoi. Alleluia. Alleluia. Tale consapevolezza deriva dalla presenza dello Spirito Santo dentro di noi. Vi chiedo di leggere un verso, Romani capitolo 8, versetto 15. Vi faccio leggere un po', solo un po'. Romani capitolo 8, versetto 15. Alleluia. Chi lo legge? Voi non avete ricevuto uno spirito di schiavitù per cadere nuovamente nella paura, ma avete ricevuto lo spirito di adozione per il quale gridiamo Abba Padre. Amen. Amen. Sai cosa vuol dire Abba? È come se nel tuo intimo tu chiami il tuo papà, papà mio, Abba. Dio ci ha dato il suo spirito affinché possiamo essere adottati, possiamo sentire questo legame che non è di sangue ed è un'adozione, ma ci ama come figli suoi, Signore. Amen. E ci dà questa intimità da poterlo chiamare papà. Abba. Abba. In ebraico, proprio così, Gesù rivolgendosi al Padre quando lo chiamava Abba. Papà. Gloria a Dio. Lo Spirito di Dio ci dà grazia di rivolgerci al Signore in modo personale e intimo. Alleluia. Abba Padre. Alleluia. Infonde in noi il desiderio di essere guidati dal suo Santo Spirito. Amen. Amen. Alleluia. Essere un figlio di Dio significa anche essere disciplinati dal Padre. Se ti piace, ci piace la condizione di figli di Dio, deve piacerci anche il fatto che, come Padre, Dio ci educa. Amen. Amen? Amen.
Amen. Abbiamo ricevuto la nostra educazione da papà e mamma, vero? Dai genitori naturali. Così riceviamo la nostra educazione come figli di Dio da un punto di vista spirituale. Amen. Dio ci insegna come vuole essere amato, come vuole essere servito. Dio ci insegna come desidera che lo preghiamo. Non le parole che dobbiamo dire, quelle ce le guida per mezzo dello Spirito Santo, ma ci insegna l'attitudine, la disposizione alla preghiera. Amen. Alleluia. Ci insegna anche quando sbagliamo e disubbidiamo, o no? Amen. Ci rimprovera, o no? Amen. Gloria a Dio. Sapete, la parola di Dio è di consolazione, di esortazione, ma è anche di riprensione. E grazie al Signore anche per le sue riprensioni. Alleluia, perché così veniamo disciplinati. Gloria al Signore. Facci figli educati, Signore. Vogliamo essere educati per piacere a te come figli. Amen. Gloria al Signore. Leggiamo Ebrei capitolo 12, versetti 6 e 7. Ebrei capitolo 12, versetti 6 e 7. E poi il versetto 11. Perché il Signore corregge colui che egli ama e flagella ogni figlio che egli gradisce, e a scopo di disciplina che dovete sopportare queste cose. Dio vi tratta come figli, poiché qual è il figlio che il padre non corregga? Amen. 11. Ora ogni disciplina sembra, è vero, al presente non essere causa di gioia, ma di tristezza. Poi però rende un pacifico frutto di giustizia per quelli che sono stati esercitati per mezzo di essa. Amen. Amen. Abbiamo compreso il testo che abbiamo letto. Dio ci tratta come i figli, perciò anche ci rimprovera e flagella addirittura coloro i quali egli ama. Ora, questo flagello non è che sia, ma ogni tanto ne abbiamo dato ai nostri figli qualche schiaffetto, Gloria a Dio, non fanno mai male, sapete, se dati con consapevolezza e con lo scopo di insegnare qualcosa, non fanno mai male. Gloria a Dio. Perciò se riceviamo da parte del Signore qualche rimprovero, vogliamo dire grazie Signore, Amen. perché non mi lasci in balia del mio errore, ma vuoi correggermi. Tu vuoi che io impari a come comportarmi per onorarti. Gloria al Signore. Ciò è utile per la nostra crescita spirituale. I figli di Dio sono chiamati a crescere. Amen? E i nostri figli crescono, è vero? Naturalmente parlando, fisicamente parlando. Fanno i compleanni. A un tratto scopriamo che non sono più bambini. Abbiamo nostalgia di quando erano bambini. Però sono chiamati a crescere, devono crescere. Non solo fisicamente, ma anche maturare interiormente, no? E così anche noi siamo chiamati ad una crescita spirituale nelle vie del Signore. Non possiamo essere sempre bambini, neonati. Vogliamo crescere nelle vie del Signore, in conoscenza, non solo dottrinale, ma in conoscenza della persona di Cristo Gesù, il quale ci rivela, più conosciamo Gesù e più conosciamo il Padre. Amen. È vero? Amen. È Lui che ce lo rivela. Amen. E più abbiamo dimestichezza anche con lo Spirito Santo,
che spiegare non possiamo, ma possiamo riceverlo. Amen? Amen. Gloria al Signore. Ora, versetto 3, abbiamo letto che chiunque ha questa speranza in Lui si purifica. Cioè, qual è questa speranza? Di vederlo come Egli è. Alleluia. Amen? Amen. Di stare nel cielo per l'eternità insieme a Lui, e chiunque ha questa speranza cosa fa? Si purifica. Dobbiamo purificarci, se volete, santificarci. Dobbiamo ambire alla santità. Amen? Amen. Sapete cosa vuol dire la parola santo? Appartato, messo da parte per un lavoro specifico, alto. Dobbiamo metterci da parte per un lavoro alto, santificarci, per parlare di Cristo, amen, per conoscerlo di più. Ecco la santità. Alleluia. E quanti hanno la speranza della vita eterna in Cristo saranno fedeli a Dio, evitando ciò che lo offende, e conservarsi spiritualmente puri. Amen. Gloria a Dio. Al versetto 6 abbiamo letto che chi ha questa speranza in Lui si purifica e poi rimane in Lui. La frase rimane in Lui e è nato da Dio hanno lo stesso significato. Rimane in Lui e nato da Dio. Sono espressioni equivalenti. Solo chi vive in comunione con il Signore continua ad essere nato da Dio. Amen? Alleluia. Ora, dal momento che conosciamo il Signore, inizia un percorso per noi, un cammino di fede, un cammino di crescita spirituale. Passo dopo passo, giorno dopo giorno, dobbiamo avvicinarci sempre di più al cielo, amen, elevarci sempre di più e allontanarci da tutto ciò che ci trattiene in questa terra. E spesso ciò che ci trattiene in questa terra è un legame che solo Cristo Gesù per mezzo del suo sangue ha rotto. Il legame del peccato. Il peccato offende Dio. Amen? Il peccato non è da Dio. Ecco perché dobbiamo essere nati da Dio. Crediamo nella nuova nascita. È biblico. Gloria al Signore. Amen? Amen. Chi accetta il Signore deve poi nascere di nuovo. Morire al peccato e nascere di nuovo in novità di vita, una nuova vita. Amen. Non puoi continuare ad essere quello che eri prima di aver incontrato Gesù. Adesso tutto nuovo è. Amen. Gesù ha toccato il mio ed il tuo cuore. Siamo morti al peccato, così deve essere. Amen. Alleluia. Siamo nati di nuovo con Cristo Gesù, in Cristo Gesù. Nascere di nuovo vuol dire essere una nuova persona. Alleluia, un nuovo Marco, diverso da quello che era prima. Nuovi pensieri, nuovi desideri, nuove attitudini, ma soprattutto la ricerca sempre più profonda della comunione con Dio Padre. Predisporsi al servizio. Amen. Questo è quello che siamo chiamati a fare. Alleluia. Poi la scrittura fa una differenza fra colui che pecca sbagliando, possiamo dire in modo occasionale, no? E colui invece che persiste
nel peccare, continua a peccare, si ritrova nel peccato, sa che è peccato e continua a peccare. Ci fa capire Giovanni che chi sbaglia, e tutti possiamo sbagliare, riceve sempre il perdono da Cristo, perché lo ha conosciuto. Amen. E una volta che si rende conto di aver sbagliato, cerca di tornare ai piedi del Signore, di Cristo, amen, chiedendo a Lui perdono, misericordia, veramente dispiacendosi, rammaricandosi, chiedendo: Signore, abbi pietà di me ancora una volta. Questo è chi è nato da Dio. Ma colui che persiste nel commettere il peccato, dice, è nato dal diavolo. Amen. Amen. Alleluia, purtroppo ne abbiamo conosciuti, forse meravigliandoci, forse scandalizzandoci, non lo so. Sicuramente abbiamo provato un profondo dispiacere. E io dico sempre, se provo io un profondo dispiacere, che sono un uomo, il Signore mi ha dato in cura quell'anima per tanto tempo, poi ha scelto il peccato, va bene. Alleluia. Ma quanto dispiacere prova il Signore, che ha dato la sua vita anche per quell'anima. Gloria a Dio, possiamo solo pregare al Signore affinché ancora il tocco del Signore possa rinnovarsi nella vita di quanti persistono nel peccare, vivono nel peccato. Alleluia, e si sono dimenticati, hanno disprezzato la grazia del nostro Signore Gesù Cristo, dando anche una brutta testimonianza. Alleluia. Noi non siamo nessuno per giudicare, è vero? Noi vogliamo adoperarci nella preghiera, amen? Pregando il Signore e facendo appello alla sua grazia, al suo grande ed infinito amore, chiedendo: Signore, salva, continua a salvare, e soprattutto pregando anche per noi stessi. Amen. Amen. Perché è facile giudicare gli altri additandoli, e poi noi possiamo fare anche peggio. Quindi vogliamo dire: Signore, perdonami se sono caduto, rialzami, Signore, dammi ancora la tua mano, dammi ancora la forza di afferrare la tua mano, perché in te c'è la vita eterna. Amen. Alleluia. Chi è figlio di Dio non può fare del peccato il suo stile di vita, perché la salvezza di Dio non può coesistere in chi pecca abitualmente. Attraverso la fede nel Signore, la presenza di Cristo, la potenza, la guida dello Spirito Santo e la parola di Dio che ascoltiamo, tutti i credenti possono vivere liberi dal potere del peccato, che cerca di intaccare la loro vita di fede. Amen. Amen. Alleluia. Se cadiamo, e possiamo cadere, subito inizia il diavolo a lavorare la nostra mente, facendoci pensare: adesso non c'è più speranza per te, Dio ti abbandonerà, anzi lo ha già fatto. Amen. Vengono questi pensieri, vero? Alleluia. Ma se abbiamo conosciuto il Signore anche un pochino, sappiamo che il Signore accoglie tutti i peccatori che vanno a Lui con fede e con pentimento reale. Amen. Amen. Quindi possiamo confessare a Lui il nostro peccato. Il sangue di Gesù ci ha lavati, ci ha purificati da ogni peccato e lo farà ancora. Il sangue di Cristo ci lava ancora, ci purifica da ogni peccato. Gloria a Dio. E vogliamo sempre ricordare a noi stessi: sono un figlio di Dio. Amen. 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 Il mio futuro è la gloria di Dio. Alleluia. Alleluia. Alla fine dei miei giorni li conosce Dio Padre nostro. Amen. Amen. Alleluia. Salvezza. Amen.
è una promessa di Gesù. Io sono un figlio di Dio. Alleluia. Possiamo ringraziare il Signore per questo. Amen. Alleluia. Vogliamo dire grazie al Signore con tutto il nostro cuore. Amen. Per la salvezza. Perché ci ha tolto dal fango. Alleluia. Ho conosciuto tanti fratelli, veramente, che ascoltando la loro testimonianza e guardandoli non crederesti affatto, ma veramente ha fatto questo. Te li guardi, vestiti, giacca, cravatta, puliti in chiesa, perché hanno ricevuto una dignità. Non solo loro, noi abbiamo ricevuto una dignità da parte di Dio. Non vogliamo sporcare questa dignità. Amen? Vogliamo camminare nel timore di Dio, sempre, con fiducia, nel timore di Dio, andando ai Suoi piedi, sempre, continuamente, dicendogli: Signore, abbi pietà di me. Il salmista Davide, in un salmo, scrive così: perdona i miei peccati, quelli occulti e quelli che mi sono noti. Cioè il peccato che non mi accorgo, ma ho peccato. E il peccato volontario, che so che è peccato, sono caduto, non ho resistito, sono caduto, ma perdonami, Signore. Alleluia, in Cristo c'è misericordia. Amen. E Dio ha tanto amato il mondo che ha donato il suo figlio Gesù, affinché chiunque crede in Lui non perisca, cioè non muoia, ma abbia vita eterna. Questo è l'amore di Dio. Vogliamo chinare il nostro capo, gloria a Dio.